Manna domani a Milano per chiudere 2 colpi di calciomercato. E questa è la clamorosa indiscrezione che sta girando nelle ultime ore per quanto riguarda il calciomercato del Napoli. Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prime cose iscriviti al canale, è gratis. Ragazzi, finito l'Europeo, il Napoli è pronto a tuffarsi nel calciomercato. L'avevamo detto, il Napoli aspetta e sta aspettando naturalmente che finisca l'Europeo per piazzare i colpi. Bene, ieri sera l'Italia è uscita e il Napoli, il DS Manna, domani dovrebbe essere a Milano per chiudere i primi 2 colpi, anzi diciamo il secondo e il terzo colpo perché Rafa Marin è vicinissimo alla firma. I 2 colpi sono Buongiorno e Spinazzola. In molti hanno detto ma come Hermoso di qua di là. Ragazzi, per Hermoso ci vuole tempo, ci sono delle commissioni, il Napoli deve attendere per vedere se queste commissioni si possono chiudere. Comunque andiamo, il Corriere dello Sport: il DS Manna sarà a Milano nelle prossime ore per chiudere la trattativa con il Torino, l'obiettivo è chiudere anche per Leonardo Spinazzola prima di Di Maro. E finalmente, ragazzi, finalmente. Allora, Manna, ragazzi, sta cucinando, lo possiamo dire tranquillamente, sta cucinando, sta portando giocatori che richiede Conte, ovvero sia Spinazzola, che è un parametro zero, quindi gli va pagato solo l'ingaggio, e Buongiorno. Incredibilmente Cairo, che chiedeva quei famosi 55 milioni di euro, si dovrà ricredere perché non li vale, soprattutto dopo l'Europeo che non ha mai giocato. Quindi ecco, il Napoli è pronto a dare questi 35 milioni più un giocatore, penso, a questo punto. Non si parla di 45, si parla di un giocatore più 35 milioni. Poi vedremo quale sarà il giocatore più avanti con le trattative, però il Napoli è pronto a chiudere questo doppio colpo. Attenzione perché Repubblica sgancia la bomba. L'Al Hilal è pronto a pagare la clausola di Victor Osimhen. Signori, se Dio vuole, come dice Repubblica, se Dio vuole, con questi soldi si sbloccherà ulteriormente il calciomercato del Napoli, però resta da capire se il nigeriano accetterà la destinazione. Quindi occhio, perché non è che potrebbe essere decisiva, sì, ma fra un accordo fra Napoli e la società Al Hilal araba, ma se il giocatore rifiuta, il giocatore rimane a Napoli. Lo sappiamo che Osimhen vuole andare a giocare in Premier League, quindi ecco, la vedo molto difficile, la vedo veramente molto difficile che Osimhen accetti l'Arabia Saudita, sinceramente, proprio perché il giocatore ha più volte espresso il desiderio di andare a giocare in Premier League per parlare proprio per giocare nel campionato più difficile d'Europa, diciamoci la verità. Però se questi ti danno questi 130, 120, 130 milioni, noi li prendiamo molto molto volentieri. Allora, le conferma anche Niccolò Scila, per Buongiorno si va verso la chiusura, e questa è una cosa da tenere sott'occhio, ragazzi, perché le prossime ore potrebbero essere veramente decisive sia per Buongiorno sia per Spinazzola. Arrivano anche informazioni su Mario Rui. Sappiamo che Mario Rui, ragazzi, è in uscita dal Napoli. Il Porto ha chiesto informazioni per Mario Rui, che è pronto a lasciare il Napoli. Quest'oggi il Napoli ha fatto un video con scritto 8 stagioni insieme, 2 trofei indimenticabili, lo scudetto dopo 33 anni, per sempre nella nostra storia. Ciao Priot ha fatto questo video, ragazzi, dove va a racchiudere questi anni di Priot e Zelinski. Un bel addio, secondo me, diciamoci la verità. Comunque, tramite un comunicato ufficiale, il Napoli saluta i seguenti giocatori: Diego Demme, Dentonker, Gollini, che non verrà riscattato dall'Atalanta, e questo forse secondo me è un peccato, però il Napoli i portieri in questo momento ce l'ha. Idasiak, anche lui che era il terzo o quarto portiere, ma non mi ricordo. Traoré, che è uguale, non verrà riscattato dal Bournemouth, e Piotr Zelinski. Va il nostro più sincero ringraziamento per l'impegno e la professionalità dimostrati durante il loro periodo trascorso a Napoli, e
Migliori auguri per il loro futuro personale e per il futuro personale e professionale. Nicolò Scira aggiunge questa bomba dicendo: 2 settimane fa il Napoli ha rifiutato una ricca offerta da una squadra araba per Anghissà. Conte considera il camerunense un perno del suo centrocampo. Io l'ho sempre detto, i giocatori che devono rimanere li sappiamo tutti, diciamoci la verità. Quelli che devono andare via decide Conte, perché Conte già l'ha detto, decido io chi resta e chi può partire. Anghissà è uno di quelli che può partire, ragazzi. Quindi ecco, staremo a vedere. Comunque, un video molto breve, perché non ci sono tante notizie di calciomercato, poi è domenica, la domenica difficilmente usciranno notizie di calciomercato, però stiamo attenti perché Manna potrebbe chiudere questi 2 colpi domani e occhio anche a questa settimana proprio per Osimhen all'Al-Ali, ho detto Al-Ali, scusatemi, che è pronto a pagare questa clausola rescissoria contro la Repubblica, ma secondo me Osimhen non l'accetterà questa destinazione, io sono convinto al 100%. Comunque, questi erano gli aggiornamenti di calciomercato. Noi ci vediamo più tardi perché questa sera giocherà Inghilterra-Slovacchia, che c'è il nostro Lobotka, e soprattutto Spagna-Georgia. Questa sera alle ore 21 e andremo a commentare poi queste 2 partite perché voglio vedere sia la Slovacchia, che secondo me se la può lottare per il passaggio del turno contro l'Inghilterra, perché l'Inghilterra vista in queste 3 partite di qualificazione del girone non è sembrata una grandissima Inghilterra, diciamoci la verità. E poi voglio vedere Kvara contro la Spagna, il livello che si alza un pochino di più. La Georgia deve fare un ulteriore miracolo, però se butta fuori la Spagna io godo, lo posso dire tranquillamente. Detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate di queste news di calciomercato. Sempre e comunque forza Napoli. Ciao aiuto!